La pandémie mondiale Covid-19 l'avait plongé. Nombreuses sont les épreuves qu'il convient encore de dépasser dans cette crise à profondeur éternelle. Pour vous dire l'attachement sincère du patriarcat œcuménique d'une année. Cette crise sanitaire aux conséquences multiples m'a fait prendre conscience que tout ce qui sur la liste de choses que nous considérons comme allant de soi et dont nous avons été privés au cours de la mémoire des saints coryphées des apôtres, Pierre et Paul, comme c'est le cas venu du patriarcat œcuménique de Constantinople, participe aujourd'hui aux festivités de votre fête patronale. Célébrer, c'est déjà ouvrir ensemble le sceau de la confiance qui nous anime l'économie divine. D'ailleurs, nous ne pouvons que nous réjouir de nombreuses formes que prend ce dialogue. Certes, le chantier engagé par votre sainteté sur la question de la synodalité dans la réflexion lors du prochain synode des évêques qui portera pour une église synodale, communion de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, s'intéresse depuis le document de quête. Il n'y avait certainement pas un lien direct entre ces deux événements, mais j'aime à penser en substantiel n'est pas fortuite car elle nous invite à réfléchir aux enjeux mêmes de un éthos social de l'Église orthodoxe. Ce ne sont que deux exemples, parmi tant d'autres, qui témoignent d'une convergence dans les soucis qui partagent nos églises sœurs, de continuer à témoigner dans l'ici et maintenant de salut apporté par l'économie salvifique du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. L'œcuménisme est donc un voyage ecclésial sur la terre sainte de l'unité. Le pape Paul VI et le patriarche œcuménique Athenagoras, liturgique d'Orient et d'Occident, proclament que le Christ est parmi nous. Ce sont avec ces modestes paroles que j'ose vous transmettre les salutations fraternelles. C'est sa toute sainteté le patriarche. D'un jour, nous retrouver ensemble autour d'un autel commun ne saurait être dans l'horizon du possible. La joie qui nous offre ces retrouvailles après une année de séparation nous appelle à redoubler nos prières pour toutes celles et tous ceux qui continuent à être affectés par la pandémie du Covid-19. Nous nous remercions très sincèrement, Saint-Père, de votre accueil fraternel et plaçons dans le Seigneur l'espérance de notre unité retrouvée. Permettez-moi aussi Cari fratelli in Cristo, vi saluto con gioia, vi do il benvenuto con affetto a Roma in occasione della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Ringrazio il Metropolita Emanuele per le cortesi parole che mi ha rivolto, parole di fratello. Lo scambio annuale di delegazioni tra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli per le feste dei rispettivi patroni è un segno della comunione reale, anche se non ancora piena, che già ci lega. Sono vivamente grato a Sua Santità Bartolomeo e al Santo Sinodo che hanno voluto inviarvi tra noi e vi ringrazio per la gradita visita. Quest'anno festeggeremo i Santi Pietro e Paolo mentre il mondo sta ancora lottando per uscire dalla drammatica crisi causata dalla pandemia.
Questo flagello è stato un banco di prova che ha investito tutti e tutto. Più grave di questa crisi c'è solo la possibilità di sprecarla, senza apprendere la lezione che ci consegna. È una lezione di umiltà che ci insegna l'impossibilità di vivere sani in un mondo malato e di continuare come prima senza renderci conto di quanto non andava. Anche ora il grande desiderio di tornare alla normalità può mascherare l'insensata pretesa di appoggiarsi nuovamente a false sicurezze, ad abitudini e progetti che mirano esclusivamente al guadagno, al perseguimento dei propri interessi, senza prendersi cura delle ingiustizie planetarie, del grido dei poveri e della precaria salute del nostro pianeta. E a noi cristiani che cosa dice tutto ciò? Anche noi siamo seriamente chiamati a chiederci se vogliamo riprendere a fare tutto come prima, come se non fosse successo nulla, o se vogliamo cogliere la sfida di questa crisi. La crisi, come rivela il significato originario della parola, implica un giudizio, una separazione tra ciò che fa bene e ciò che fa male. Il termine, infatti, anticamente designava l'atto dei contadini che separavano il grano buono dalla pulla da buttare. La crisi chiede dunque di effettuare una cernita, di operare un discernimento, di fermarsi a vagliare che cosa di tutto quello che facciamo resta e che cosa passa. Ora noi crediamo, come insegna l'Apostolo Paolo, che a restare per sempre c'è l'amore, perché mentre tutto passa la carità non avrà mai fine. Non parliamo certamente dell'amore romantico centrato su se stessi, sui propri sentimenti, desideri ed emozioni. Parliamo dell'amore concreto, vissuto al modo di Gesù. È l'amore del seme che dà vita morendo in terra, che porta frutto spessandosi. È l'amore che non cerca il proprio interesse, che tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta. In altre parole, il Vangelo assicura frutti abbondanti non a chi accumula per sé, non a chi guarda ai propri tornaconti, ma a chi condivide apertamente con gli altri, seminando con abbondanza e gratuità in umile spirito di servizio. Prendere sul serio la crisi che stiamo attraversando significa dunque per noi cristiani in cammino verso la piena comunione chiederci come vogliamo procedere. Ogni crisi pone di fronte a un bivio e apre due vie, quella del ripiegamento su se stessi nella ricerca delle proprie sicurezze e opportunità, o quella dell'apertura all'altro, con i rischi che comporta, ma soprattutto con i frutti di grazia che Dio garantisce. Cari fratelli, non è forse giunta l'ora in cui dare con l'aiuto dello Spirito slancio ulteriore al nostro cammino per abbattere vecchi pregiudizi e superare definitivamente rivalità dannose, senza ignorare le differenze che andranno superate attraverso il dialogo, nella carità e nella verità. Non potremmo inaugurare una nuova fase della relazione tra le nostre chiese, caratterizzata dal camminare maggiormente insieme, dal voler fare reali passi avanti, dal sentirsi veramente corresponsabili uni per gli altri? Se saremo docili all'amore, lo Spirito Santo, che è l'amore creativo di Dio e mette in armonia le diversità, aprirà le vie per una fraternità rinnovata. La testimonianza di crescente comunione tra noi cristiani sarà anche un segno di speranza per tanti uomini e donne che si sentiranno incoraggiati a promuovere una fraternità più universale e una riconciliazione in grado di rimediare ai torti del passato.
è la sola via per dischiudere un avvenire di pace. Un bel segno profetico sarà anche la collaborazione più stretta tra ortodossi e cattolici nel dialogo con le altre tradizioni religiose, ambito nel quale so che lei, cara Eminenza Emanuele, è molto coinvolto. Cari amici, desidero ringraziarvi ancora una volta per la vostra presenza. Vi chiedo cortesemente di trasmettere a Sua Santità Bartolomeo, che sento come mio vero fratello, il mio saluto affettuoso e rispettoso e di dirgli che lo attendo con gioia qui a Roma il prossimo ottobre. Occasione per rendere grazie a Dio nel 30° anniversario della sua elezione. Per intercessione dei santi Pietro e Paolo, i corifei degli Apostoli, e di Sant'Andrea, il primo dei chiamati, Dio Onnipotente e Misericordioso ci benedica e ci attiri sempre di più verso la sua unità. E voi, carissimi, riservatemi per favore uno spazio nelle vostre preghiere. Grazie. Pont du Mont-Athos, la montagne sainte. Il y a une inscription aussi derrière, Sainteté a voulu Francisco de Rome, pour le patriarche fraternamente in Kyrio. C'est très beau. Les couleurs sont magnifiques. Mosaico. Questo è stato fatto qui, Sì. ma non è un'immagine della Madonna, è la Sincatabasis. Guardi la pienezza della legge nella mano destra, che Dio debole, uomo che si aggrappa alla Madonna per non cadere. La Sincatabasis, la Madonna che è possibilità dai nostri operai. Noi abbiamo uffici per fare queste cose.